Buongiorno, abbiamo già conosciuto Antonio Sambo, presidente di Attivamente, che con questa cooperativa gestisce l'ostello di San Rocco nel comune di Taglio di Po. Ed oggi Antonio ci illustra un interessante progetto di bachicoltura, quindi allevamento del bacco da seta, che stanno sperimentando in un sito gestito dalla stessa cooperativa vicino a Bano Terme. Buongiorno a tutti. Allora, siamo al Brolo, vicino ad Abano Terme, a Monterosso, per essere precisi, e abbiamo recuperato la tradizione della gelsi-bachicoltura. In mano ho due bozzoli, con il CREA di Padova, che è il centro di ricerca specializzato a livello addirittura europeo, leader a livello europeo per la selezione del bacco da seta e la produzione. Stiamo cercando di reintrodurre in questa fattoria sociale, appunto il Brolo, il bacco da seta. Cosa succede? Con i gelsi abbiamo un piccolo, 2 ettari di gelsi piantati qui, selezionati. La foglia del gelso viene sminuzzata e offerta a dei bachi che sono degli animaletti, dei bruchi, insomma, tanto per capirci, che mangiano solo bacco da seta. L'allevamento consiste nel Mangiano solo gelso. Mangiano solo gelso. Crescono in 5 età, in 5 fasi, poco più di un mese, partendo dalla dimensione di quasi di una pulce, più piccolo di una pulce, fino ad arrivare alla dimensione quasi di un dito pollice. Quando hanno compiuto quando hanno mangiato abbastanza, diventa il momento per diventare farfalla, quindi incominciano a tessere il loro bozzolo. Per tessere il loro bozzolo hanno bisogno della salita al bosco, cioè del salire in quelle rastrelliere che avete visto prima, e intorno a sé il baco si chiude tessendo un filo speciale, straordinario, che è il filo della seta. Lo tesse fino a quando non si chiude completamente dentro. Una volta chiuso, chiaramente per fare l'allevamento e per conservare il filo intatto, viene interrotta la vita del baco. Che cosa succede poi? Il bozzolo anzi, assume questa dimensione. Prima è tutto lannugginoso, perché chiaramente per rimanere appeso alla rastrelliera il baco prima tesse questa lannuggine, per poi chiudersi in questo bozzolo, che è costituito da un unico filo di bava che, asciugandosi, appunto diventa seta. L'allevatore, una volta che ha completato l'allevamento, non farà altro che essiccarlo. Dopo l'essiccazione, che chiaramente compromette la vita dell'animale, viene scottato, diciamo così, in acqua a una temperatura ben precisa, in una condizione ben particolare, in un tempo particolare, e si apre da solo, slacciando praticamente la prima puntina del suo filo. A quel punto basta fermare la puntina del bozzolo, e il bozzolo, con una macchina che poi chiaramente praticamente lo srotola, lo sgomitola, o potremmo dire. A quel punto si ottiene il filo, che arriva a lunghezze molto importanti, parliamo di oltre una decina di metri. Il pregio della seta si ha con una serie di stelle, il 5 stelle è il più pregiato, e si ottiene nel momento in cui il filo ha la stessa regolarità per tutta la sua lunghezza, e questo si ottiene grazie alla qualità della foglia che il baco mangia, perché il gelso è estremamente sensibile agli inquinanti, quindi se nell'aria intorno ci sono degli inquinanti, infatti viene utilizzato come indicatore ambientale di alta qualità. Se ci sono inquinanti, la foglia del gelso assorbe, e il baco va un po' a interrompere questa sua, o a cambiare la dimensione della bava che produce. Se invece mangia sempre foglia di qualità, con una costanza 3 volte al giorno, in un certo modo, insomma il filo diventa di altissima qualità, diventa un filo preziosissimo, non solo per i tessuti, ma
in particolare anche per esempio per il filo medico da sutura, il filo più pregiato con il quale quando purtroppo ci facciamo del male o subiamo degli interventi chirurgici particolarmente delicati, viene utilizzato proprio il filo di seta naturale che chiaramente viene pulito in maniera particolare, ma che è già antibatterico in maniera assolutamente naturale, quindi non viene trattato con nessuna chimica, viene solo lavato, ma è già pronto, ritorto con altri fili, per diventare un filo da sutura che è il più resistente in assoluto tra tutti i fili di sutura esistenti. Quindi capite che insomma la natura è riuscita a fare delle cose pazzesche di cui l'uomo ha imparato a prendersene cura, ammesso che si prenda cura dell'ambiente.